della domanda, perché così posso riconoscere a chi mi ha preceduto i suoi meriti, alla ex preside Picchi che ha sia organizzato il nostro apprendistato duale, sia che per ben 2 volte, 2 anni, quindi 2 anni precedenti, ha organizzato questo bel convegno. Io che mi trovo a dirigere il Città della Vittoria appena da novembre 2024, ho provato a prendere il testimone. Fra le prime cose che ho deciso è di mantenere questa bella tradizione di dedicare una giornata intera all'approfondimento, alla raccolta di testimonianze e quindi anche di possibilità di orientamento ulteriore per i nostri ragazzi. Oggi erano presenti, oltre che i testimoni che già lo stanno praticando, anche le terze, proprio come momento formativo e informativo per le scelte del futuro. Come sta andando? Diversi interventi hanno detto che è un percorso tanto ricco di possibilità quanto non esente da alcune difficoltà, anche in itinere, anche una volta come da noi che ormai si sta svolgendo per 3 anni, presenta la necessità di continui aggiustamenti, continui interfacciamenti fra queste 3 realtà e se a volte diciamo è più semplice trovare un punto di incontro fra 2 realtà, come potrebbe essere la scuola e il mondo esterno. Qui siamo nella necessità di un interfacciamento a 3 poli, perché da una parte abbiamo la scuola, da una parte abbiamo i nostri ragazzi, le nostre famiglie e poi ecco dall'altra il mondo produttivo, gli enti datoriali, che ognuna di queste parti deve svolgere un'azione tanto importante quanto indispensabile per portare avanti il progetto quanto quello delle altre. Questo quindi è la sfida sulla quale siamo impegnati. Il Città della Vittoria lo fa però con convinzione, perché la posta in alto è molto grande, è il maggior benessere possibile per i nostri ragazzi.